MDN Veneto incontra Cristian Ferrari, benvenuto nella nostra trasmissione. Grazie dell'invito e buongiorno a voi. Allora, segretario, ci fa piacere parlare con lei perché vorremmo trattare il tema del lavoro. Insomma, è stato come dire, investito il pubblico di questo tema, ma ci ha dato un po' l'impressione che il tema trattato riguardi lo sviluppo, la crescita, le imprese, ma forse il tema dei lavoratori pare sia stato un po', almeno questa è la nostra impressione, e quindi volevamo con lei trattare un po' più i temi legati ai lavoratori, soprattutto in questo periodo di lockdown o della fase 3 di ripartenza, insomma lo smart working, ci sono tanti temi che possiamo Sì, di cui parlare. Volevo farne il punto della situazione con lei, che è il segretario CGIL Veneto. sì, come lei diceva, innanzitutto mi permetta una premessa su un piano squisitamente culturale. Diciamo che questa emergenza, questa pandemia è l'ultimo capitolo di una lunga storia che dura ormai da 20-30 anni in cui il lavoro è stato marginalizzato. Lo è stato da un punto di vista culturale, ha perso quella centralità che aveva caratterizzato delle stagioni, probabilmente le migliori stagioni della storia del nostro paese, della Repubblica, ha perso la centralità da un punto di vista politico, da un punto di vista delle scelte legislative e anche delle strategie economiche. È come se a un certo punto l'articolo 1 della nostra Costituzione, che dice appunto che la Repubblica è fondata sul lavoro, si fosse trasformato in una Costituzione materiale che recita questo: la Repubblica Italiana è fondata sull'impresa. Ora, niente di ideologicamente contro l'impresa, ci mancherebbe altro, è chiaro che è una dimensione fondamentale e importante, ma la centralità del lavoro, averla persa, in qualche modo ha contribuito ad una deriva e anche al lungo declino economico-industriale del nostro paese. E penso che la pandemia, il primo insegnamento che plasticamente ha messo davanti a tutti, è riportare al centro ciò che per tanto tempo era stato rimosso: il valore del lavoro vero, del lavoro materiale, del lavoro magari più umile, del lavoro faticoso, del lavoro operaio. Pensiamo soltanto al periodo del lockdown. Chi ha garantito la tenuta sociale ed economica del paese se non quei lavoratori, quei facchini, quei lavoratori del trasporto, quelle commesse, quei medici, quegli infermieri, quegli operatori sociosanitari? Sono loro che hanno salvato l'Italia nel momento più difficile, più buio di tanti decenni a questa parte. E penso che quello è stata una realtà che è venuta fuori in maniera proprio prorompente, diciamola così, e da lì bisogna partire, perché anche la ricostruzione dopo questa crisi, che ha un impatto non solo sanitario ma anche economico e sociale, che avrà dimensioni mai viste, probabilmente addirittura c'è chi parla di una caduta di PIL maggiore dei tempi di guerra, è chiaro che qualsiasi strategia di rilancio e di ricostruzione in una prospettiva di sviluppo del paese non può che partire dalla centralità di quel lavoro. Fra l'altro con il cambio al vertice in Confindustria c'è stato, diciamo, un'ulteriore pressione che è stata fatta al governo dal punto di vista politico per parlare di ripresa, di crescita, insomma questi termini che entrano nell'agenda e che costituiscono una sorta di pressione forte nei confronti del governo, che invece vorrebbe probabilmente agire in maniera diversa, perché è chiaro che il nuovo presidente ha il suo background, oltre ad essere un imprenditore, ha anche il suo background politico, e quindi sta spingendo in maniera molto forte nei confronti di questo tipo di approccio. Sì, premesso che non abbiamo ancora avuto il piacere e l'occasione di incontrare come organizzazioni sindacali il presidente Bonomi, e speriamo di poterlo fare quanto prima, perché è evidente che al di là della dimensione politica i corpi intermedi e i soggetti di rappresentanza sociale hanno un ruolo, un compito, una grande responsabilità nello scenario che abbiamo davanti. Ci preoccupano rispetto all'ultima presidenza, e vedendo un po' gli atteggiamenti, due aspetti. Il primo, un atteggiamento, se mi permette, di rottura. Molto, non voglio dire arrogante, ma molto assertivo, e anche molto dettato da una logica di puro rivendicazionismo.
Anche Eh, aggressivo certe volte. Assolutamente sì. Pensiamo solo al fatto di aver, insomma, quell'infelice frase per cui la politica ha fatto peggio del Covid, francamente se la poteva risparmiare, e denota anche un atteggiamento che forse non è proprio quello più appropriato in questa fase. Noi in questo momento abbiamo di fronte davvero uno scenario drammatico da un punto di vista sociale ed economico. È in gioco la salvezza e il futuro del paese, dell'impresa e del lavoro italiano, e tutto ciò dovrebbe richiedere a tutti i soggetti che legittimamente rappresentano interessi specifici, noi, il mondo del lavoro, Confindustria, le imprese industriali, eccetera, eccetera, ma tutti dovremmo avere la consapevolezza di questa fase, che è uno snodo storico, e soprattutto esprimere una grande responsabilità nazionale, perché in questo momento non è proprio il tempo di rivendicare il proprio pezzetto, il proprio piccolo interesse. Serve una visione generale di paese e serve soprattutto dare un contributo per una strategia che disegni un'Italia che noi pensiamo debba essere diversa rispetto a quella che abbiamo lasciato il 21 febbraio scorso. L'altra questione che ci preoccupa di Confindustria è che alla fine della fiera le proposte di merito concrete sembrano lanciare un messaggio che è questo: ritorniamo a come prima, continuiamo da dove eravamo rimasti e portiamo avanti, diciamo così, quel modello che a nostro giudizio l'epidemia ha reso, almeno per chi ha gli occhi per vedere, non più sostenibile, ma che già da molto tempo registrava una lunga stagione di declino anche industriale del nostro paese. Quindi quando noi diciamo serve un nuovo intervento pubblico, non possiamo lasciare tutto al mercato, non possiamo illuderci che mandiamo una delega e tanti soldi alle imprese perché poi saranno loro autonomamente a fare le politiche di sviluppo industriali, pensiamo di fare un'affermazione non di parte, ma una grande verità che parla anche degli ultimi 30 anni. E quindi insomma ci aspettiamo che al di là delle polemiche, delle battute, si possa in qualche modo ragionare in termini più equilibrati e soprattutto con maggiore consapevolezza e responsabilità anche del momento. Sì, infatti è sembrato di più un discorso politico che un discorso di imprenditoria, quella che ha fatto Bonomi. Comunque, veniamo anche a un altro aspetto che abbiamo accennato all'inizio. Lo smart working, cosa cambierà secondo lei nel mondo del lavoro? Ma la crisi dell'epidemia è stata anche da questo punto di vista un catalizzatore e un acceleratore di processi che erano comunque più o meno sotto traccia già in moto. Noi, al di là del Covid, negli ultimi anni siamo attraversati da grandissime trasformazioni. Pensiamo alla sfida della rivoluzione tecnologica, l'innovazione digitale, e dall'altra parte al tema della sostenibilità ambientale. Questi sono diciamo così, le due grandi sfide degli anni 20 che abbiamo davanti a noi, oltre ovviamente all'emergenza del Covid. Ci ha costretti tutti il lockdown, il distanziamento, la rarefazione sociale, la questione della salute e sicurezza, di misurarci in fretta e furia con questi strumenti. Lo smart working è l'esempio paradigmatico. Ora, al di là del fatto che noi vediamo luci e ombre, chiaramente siamo stati gettati improvvisamente dentro l'esigenza di implementarlo il più possibile, e tra l'altro fatto anche in una maniera un po' artigianale, in maniera unilaterale, nel senso che non c'è stata la possibilità di costruire in una logica di contrattazione le condizioni, gli equilibri anche che tenessero conto anche delle esigenze dei lavoratori, e questo va assolutamente recuperato attraverso la contrattazione. Non c'è stato soprattutto, dietro all'utilizzo massiccio dello smart working di questi mesi, un'idea di riorganizzazione complessiva del modello e della dimensione di impresa. Questo è il punto di fondo che va recuperato. Noi oggi abbiamo avuto un'esperienza di home working, cioè abbiamo semplicemente preso ciò che facevamo prima in ufficio e lo abbiamo portato a casa. Ovviamente, per chi ha potuto farlo, molte mansioni, le ricordavo prima, non solo continuano ad andare nei posti di lavoro, ma lo hanno fatto anche nei momenti più difficili e più rischiosi dell'epidemia, quando molti sono rimasti a casa. Questo è un punto di fondo. Lo smart working sì, ma deve essere, primo, contrattato. Ci sono delle esigenze, dei diritti, delle tutele che vanno assolutamente fissate, a partire dall'orario di lavoro, a partire dal diritto alla disconnessione, gli strumenti
la questione anche di salute e sicurezza, insomma, perché c'è anche quell'aspetto lì, ma soprattutto bisogna evitare una nuova segregazione, per così dire, di un pezzo di mondo del lavoro nelle proprie case. Penso in particolar modo alle donne. Lo smart working non è uno strumento di conciliazione vita-lavoro delle donne, per cui ripetiamo il solito cliché: alle donne spetta il lavoro di curo a casa, sapete che c'è, abbiamo trovato l'uovo di Colombo, le lasciamo e gli facciamo fare tutti, così le schiacciamo definitivamente. Non è questo il punto. Primo, ci vuole un equilibrio. Alcuni giorni smart working, al di là di questa fase di convivenza del virus, che ovviamente ci sono anche altre esigenze, ma in termini generali, alcuni momenti a casa in smart working, altri in ufficio. C'è una dimensione collettiva, di socialità, di interazione, che è importantissima, non può essere sostituita da uno schermo soltanto. L'altro aspetto fondamentale, lo dicevo prima, riguarda ad esempio la condizione femminile. Io trovo un parallelo, faccio sempre questo esempio. Attenzione, perché anche quando è nato il part-time tutti eravamo lì, che bello il part-time, finalmente si può, è un elemento di libertà, si riesce a conciliare. Siamo partiti da lì e siamo arrivati ad oggi al part-time involontario, alla sottoccupazione, al lavoro povero. Quindi dobbiamo, come sempre, non avere un atteggiamento ideologico, anzi la tecnologia è un'occasione straordinaria, è uno strumento che può migliorare le condizioni di lavoro e di vita di tutte le persone. Come sempre dipende da come viene utilizzata e da che strada si prende. Per adesso, francamente, è preoccupante. Anche in termini mondiali assistiamo ad una concentrazione di potere tecnologico, politico, economico e finanziario senza precedenti. Una stagione di capitalismo monopolistico che è rappresentata dai grandi giganti del web, che hanno in mano il vero tesoro, che non è più il petrolio, ma sono i dati, sono la conoscenza, sono la possibilità di condizionare in maniera pervasiva gli orientamenti, i consumi, le tendenze e anche i sentimenti delle persone. Bisogna fare una grande operazione di democratizzazione, di socializzazione di questi strumenti tecnologici. Abbiamo l'occasione di far lavorare meglio e di far vivere meglio tantissime persone, e bisogna distribuire questa occasione qui. Quindi anche nel mondo del lavoro non può essere lo strumento per ridurre l'occupazione, per aumentare i margini di profitto e la produttività, tutta appannaggio, come si sarebbe detto una volta, del capitale, dell'impresa, intesa in quel senso lì. Deve essere l'occasione invece per non solo far lavorare meglio, ma anche ad esempio per ridurre l'orario di lavoro. Il tema dell'orario di lavoro, tema plurisecolare del movimento dei lavoratori, non è un vecchio retaggio, è una grande sfida per il futuro. Ridurre l'orario di lavoro a parità di salario attraverso l'aumento potenzialmente enorme della produttività che le nuove tecnologie ci mettono a disposizione vuol dire rendere l'impresa e il lavoro anche socialmente sostenibili e anche ambientalmente da un certo punto di vista. Quindi io penso che questo sia davvero la grande sfida per il futuro. Pensiamo anche ad un nuovo modello di impresa. Il modello Veneto era arrivato al capolinea già prima del Covid. Per fortuna che abbiamo avuto negli ultimi 10 anni il boom del turismo, anche lì con un modello un po' a ribasso, che sappiamo tutti, insomma Venezia è l'esempio delle contraddizioni di questa condizione. Oppure un export manifattura che però si è attestato sui livelli più bassi delle catene produttive gestite soprattutto dall'industria tedesca e del centro Europa. Perché? Perché non siamo riusciti, la struttura produttiva, a vincere, non a vincere magari, ma nemmeno a iniziare a giocarci la sfida dell'innovazione. Innovazione vuol dire investimenti, meno dividendi e più investimenti, scusate, perché poi c'è anche questo aspetto qui, e qualità del lavoro. Noi abbiamo visto 10 anni in Veneto di involuzione qualitativa del mercato del lavoro. Abbiamo due generazioni che sostanzialmente si lamentano perché non vanno via, emigrano e così via. Francamente l'offerta di lavoro è legata a precarietà, a bassi salari, a lavoro povero, e questo è un punto che non solo peggiora le condizioni delle persone, in particolare dei giovani, e non gli dà una prospettiva, e alla prima occasione chi può se ne va, ma soprattutto che qualifica negativamente anche la qualità più complessiva del modello produttivo industriale. Io penso che bisogna ripartire anche da questo aspetto qui, anche per un nuovo modello di sviluppo veneto. Sì, mi viene da ricordare il famoso mantra lavorare meno, lavorare tutti.
E poi, assolutamente. diciamo, questa questione dello smart working ha creato anche l'occasione per attaccare i lavoratori del comparto pubblico. C'è chi ha sottolineato, ah ok, con lo smart working i lavoratori pubblici se ne stanno a casa e non fanno nulla, tanto nessuno li controlla. Insomma, è una Guarda. demonizzazione davvero impressionante. E francamente che è anche stufato perché insomma non voglio citare nomi e cognomi, ma sono gli stessi che alimentavano campagne 10-20 anni fa e ogni tanto c'è questo giro di valzer per cui si rimette in moto questa idea dei fannulloni e così via. Allora, noi abbiamo, scusatemi la brutalità, distrutto il sistema pubblico dei servizi con 20 anni di politiche di austerità, di tagli, di blocco delle assunzioni, di blocco del turnover che hanno portato poi ai risultati che abbiamo sotto gli occhi di tutti. Oggi, sul piano della sanità, sul piano della scuola, sul piano dei servizi che servono alle persone e ai cittadini, abbiamo tante difficoltà. Perché? Non perché è arrivato un destino cinico e baro, ma perché abbiamo fatto di tutto per limitare, ridurre, smontare il sistema pubblico dei servizi, a cominciare anche da chi ci lavora. Abbiamo bloccato e congelato i contratti per decenni, li abbiamo svalorizzati, sono sempre meno e sempre più vecchi. C'è un dato impressionante. L'età media dei lavoratori pubblici ha ampiamente superato i 50 anni. Vogliamo parlare di digitalizzazione, di trasformazione tecnologica della pubblica amministrazione, ma se soltanto lo 0,5% ha meno di 30 anni nel lavoro pubblico, dove vogliamo andare? Allora, giriamo la pagina, iniziamo, che serve anche in questo momento che avremo problemi di livelli occupazionali, iniziamo ad assumere centinaia di migliaia di giovani ragazze e ragazzi fuori dall'università, gli diamo un lavoro, gli diamo una motivazione e li usiamo come grande leva di modernizzazione dello Stato. Lo Stato serve per il welfare, ma serve anche, noi pensiamo, come protagonista di una nuova strategia economica che non potrà non vedere al centro investimenti e anche un ruolo e un intervento pubblico. Il problema è che dobbiamo avere le persone fisiche. Le faccio Certo. un ultimo esempio: i comuni non hanno più i tecnici. Qua stiamo parlando di ritardi, non vanno avanti i lavori e così via. Altro che smontare il codice degli appalti e dei presidi di legalità, di trasparenza, di concorrenza e di tutela del lavoro che sono indispensabili. Iniziamo ad assumere i geometri, gli architetti, gli ingegneri che abbiamo totalmente svuotato dalle strutture pubbliche. Questo è un altro elemento. Poi la polemica sui fannulloni allo smart working, francamente, è una polemica stucchevole che non serve proprio a nessuno e che mi lascio anche francamente scivolare addosso, perché non andiamo da nessuna parte con quel tipo di, No, di no, approccio. assolutamente è condivisibile, anche perché se i lavoratori hanno una possibilità concreta di poter investire il presente e il futuro, significa che tutta la nazione ne guadagnerà e il PIL potrebbe crescere, perché anziché andare a lavorare e a spendere i soldi fuori lo si potrebbe fare in Italia, e questo è sicuramente un grande tema. D'accordo, segretario, noi la ringraziamo di averci dedicato questi minuti, di aver fatto questa chiacchiera sul tema importante del lavoro inteso come lavoratori soprattutto, e ci rimandiamo magari all'inizio della nuova stagione, a settembre, così potremo fare un nuovo punto della situazione per capire come si ripartirà, perché insomma questo, anche se sembra che nessuno voglia andare in vacanza per ricominciare a lavorare, però poi si vedono le immagini e capiamo che forse non è tutto vero tutto quello che ci dicono. Grazie segretario, grazie di essere Gra- stato nostro ospite. Grazie a voi, è stato un piacere e soprattutto buon lavoro. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Mayday, mayday, I've been shot, mayday.